Cari telespettatori, ben arrivati qui con noi, un appuntamento molto importante quello di questa sera con i nostri esperti, con i nostri ospiti, perché affronteremo un po' il commento della situazione delle Olimpiadi. È stata scelta l'Italia e quindi da un lato il Veneto e poi la Lombardia faranno la loro parte, vedremo che cosa ne dicono i nostri interlocutori, ma dall'altro parleremo del, tra virgolette, piano casa regionale Veneto definitivo, che in realtà è Veneto 2050. Sostanzialmente diventa legge quello che era previsto a sommi capi, ma dovete seguirci perché ci sono delle attenzioni da porre, delle novità molto importanti, dei progetti anche che possono migliorare la nostra regione nell'ambito del piano casa, ristrutturazioni, abbattimenti, possibilità di costruire, ma come, in che termini. Insomma, è importante avere delle conoscenze per poi andare a capire in che ambiti ci si può muovere. Questo riguarda tutti i cittadini perché c'è anche una ricerca molto interessante che verrà presentata, che riguarda i desiderata dei veneti, quindi capire quali sono le esigenze abitative, ma anche gli amministratori locali e quindi i comuni, i tecnici comunali, i sindaci e naturalmente poi questa è una legge di carattere regionale, ogni regione si regolamenta diversamente. Allora vi presento i nostri interlocutori, poi avremo naturalmente i nostri spazi intermezzo della trasmissione, ma intanto ve li faccio percepire che così ci potete seguire anche dopo. Ben arrivato professor Federico Della Puppa, grazie di essere qui con noi, già docente all'Università IUAV di Venezia, economista Smartland SRL, grazie di essere qui con noi. Massimo Cavazzana, ben arrivato, presidente della Consulta Ambiente e Territorio ANCI Veneto, grazie anche a lei. Sì, buongiorno a tutti quanti e vediamo bene cos'è questo nuovo piano casa insieme. Assolutamente, semplicizziamo, noi chiamiamolo piano casa, così dopo tutti capiscono. Professor Sergio Maset, sociologo, ricercatore di IDEA, grazie anche a lei, e Agostino Bonomo, ben ritornato, presidente Confartigianato del Veneto. Buonasera. Allora, incominciamo col nostro spazio dedicato invece ai pensionati, ai desiderata dei pensionati dello CGIL, poi ritorneremo, avremo un'intervista dedicata al Presidente della seconda commissione che riguarda anche dell'edilizia della Regione del Veneto, che ci parlerà di questa nuova legge che diventa strutturale e poi ci ritroviamo nuovamente qua in studio.